C'è il direttore sportivo Marco Valentini che ci racconta un po' come è andata la trattativa che ha portato Riccardo in Prota qui. Com'è andata? Non lo so. Nel senso, vabbè, era un nostro obiettivo fin dalle prime idee di mercato, e era un calciatore in prestito al Chievo dal Genoa che dovevano tramutare in comproprietà, e appena si è tramutata questa operazione l'abbiamo preso noi in prestito secco da qui al termine della stagione. Altro penso che non ho da aggiungere. Le sue caratteristiche? Le sue caratteristiche: è un esterno offensivo che può giocare in ambo i lati e si adatta anche a più moduli, che era un po' la richiesta del nostro allenatore, era quella di avere un calciatore duttile, un esterno duttile. Preciso e conciso. Se non ci sono altre domande, io passerei la palla al protagonista, che ci racconta un po' le sue sensazioni al suo primo assaggio di calcio Padova. Sono arrivato da poche ore, avevo già giocato qui l'anno scorso con la Juve Stabia e mi ha già fatto una bellissima impressione questa città. Niente, arrivo qui, come avete detto, in prestito e cercherò di dimostrare che è stata una scelta giusta. Giustamente già c'è un buon gruppo e cercherò di conoscere al meglio sia le decisioni del mister, di mettermi nel miglior modo possibile fisicamente e dimostrare che è stata una buona scelta, una scelta giusta. Ci sono domande? Sì, mettermi nel miglior modo, scusa, sono Pierpaolo Spettini del Gazzettino. Aspetta che mi sposto visto che ho la barriera. No, appunto, dicevi cercare di metterti nelle migliori condizioni possibili. Al Chievo hai giocato all'inizio, una certa continuità, poi magari sono state fatte altre scelte, quindi... Sì, ci sono state altre scelte tecniche del nuovo mister. mister. Oltre al fatto che comunque la preparazione adesso non permette appunto di fare una... Io mi sono allenato fino a sabato scorso, quindi fisicamente sto bene. È normale che più giochi e meglio sia fisicamente. Io, ripeto, mi sono allenato fino a sabato questo, quindi fisicamente sto bene e sono pronto a giocare. Poi dovrò ambientarmi col nuovo modulo, col mister e ritagliarmi il mio spazio. Hai già parlato col mister? Sì, ho avuto modo di conoscerlo prima in albergo di sfuggita. Ho parlato 10 minuti. Che impressione, non so, ti ha accolto, ovviamente appena arrivato? Sì, mi ha dato il benvenuto e poi oggi non c'è stato allenamento per il maltempo, è il campo impraticabile. Domani arriverò al campo e sarò in tutte le scarpette e sono pronto al mister. Nicola Pastore, Canale Italia, cosa ti aspetti fino al resto della stagione e pensi che il Padova si salverà grazie a te e ai nuovi acquisti? Sicuramente, penso che faremo del nostro meglio, quello è l'obiettivo e io sono, da quando ho accettato di venire qui a Padova, sono pronto a mettere il miglior modo possibile per farsi in modo per raggiungere l'obiettivo che è la salvezza. Conoscerò anche i nuovi compagni, ma credo che questo è il pensiero. Quando parli di utilità, Riccardo, significa che puoi giocare nel tridente ma anche nel 4-4-2 come esterno di centrocampo, perché il tuo predecessore Ciano che se n'è andato dicendo che in realtà lì non si trova bene. Sì, io ho fatto per molto tempo anche a Chievo, ho fatto il 4-4-2. Sono un esterno offensivo ma posso fare anche il 4-4-2. Conoscevi già qualcuno dei tuoi attuali nuovi compagni? Benedetti e il nuovo acquisto Nocchi. Benedetti ci ha giocato in nazionale l'anno scorso e Nocchi l'anno scorso un anno intero con la Juve Stabia. Poi non conosco più nessuno.
hai giocato contro, magari sai. Sì, l'anno scorso, però non li conosco. Può essere un po', visto che hai fatto un primo assaggio di Serie A, adesso fai la seconda parte della stagione, torni in B dove avevi già fatto bene l'anno scorso, può essere Padova, speriamo il tuo trampolino di lancio definitivo e così magari puoi anche aiutare la squadra. Sicuramente, ripeto, ce la metterò tutto e farò del mio meglio. Adesso sono qui a Padova e penso al Padova a dimostrare il meglio. Ripeto, è stata una scelta secondo me la migliore, perché mi cercavano già da un po' e appena ho saputo del piacimento del Padova subito ho accettato la decisione col procuratore e con la società. Hai detto che su di te c'erano anche altre squadre, cosa ti ha convinto a venire qui, partendo anche dal presupposto evidente che la classifica è quella che è, forse la situazione probabilmente non è delle più facili, magari ti cercava una squadra che era un po' più tranquilla da questo punto di vista? No, è stata una scelta perché ho visto un grande interesse e ho pensato che era la migliore piazza per fare bene e onestamente non ho pensato alla classifica. Ho visto un grande interesse e sono contento di essere arrivato qui e giocarmi le mie chance, le mie carte e dimostrare, ripeto, che è la scelta giusta e salvarci. Hai già scelto il numero di maglia? Non ancora, dopo ne parlerò. Ok? TV? Cioè, ancora foto mi